Cacciato dalle Hawaii. Sì, voi vorrete sapere perché, come, quando. Ve lo dirò, ma partiamo dal principio. 12.500 km sono la distanza che dovrà percorrere mille o mille miglia per raggiungere le Hawaii. In particolare dovrà raggiungere l'isola delle Hawaii, che è la più grande dell'arcipelago, all'interno della quale troverà residenza a Vulcano, ai piedi di un vulcano attivo. Voi vi starete chiedendo, ma come farà a vivere un mese alle Hawaii senza spendere cifre improponibili? Ebbene, ha trovato tramite un'applicazione di nome Worldpackers una sistemazione che offre vitto e alloggio in cambio di qualche ora di lavoro al giorno. E questo accadrà anche in Giappone, dove si fermerà un altro mese ad Aoshima Shrine. Ma questa è un'altra storia. Proseguiamo col nostro viaggio. Per raggiungere Honolulu ci vorranno circa 54 ore di viaggio complessive, tra attese in aeroporto e durata dei voli. Quindi all'incirca 2 giorni e mezzo di viaggio. Il che effettivamente mette un po' di ansia al nostro protagonista. Fortunatamente non riscontra troppi problemi, nemmeno in Cina, dove c'è la credenza che nessuno sappia parlare l'inglese. Wow, non esageriamo, che in Cina abbiamo avuto seri problemi, quasi per un attimo non perdevo l'aereo, ed è proprio perché la maggior parte dei cinesi dell'aeroporto non capivano un H di inglese, quindi non è uno stereotipo, è proprio vero. Bene, abbiamo capito che il nostro protagonista è una lagna. In effetti però bisogna ammettere che la Cina è l'unico stato che dovrà attraversare a richiedere un visto per la permanenza. Stati Uniti e Giappone invece permettono di restare all'interno dello stato fino a un massimo di 90 giorni. Il Giappone senza alcun documento, mentre gli Stati Uniti richiedono solamente un'autorizzazione ESTA, che è un'autorizzazione federale che si può richiedere molto semplicemente online, pagando una piccola tassa. Siamo giunti al termine di questo video e siamo giunti infine a Honolulu, ma non vi racconterò che cos'è successo. Penso che sia più corretto lasciarlo spiegare a mille o mille miglia. Quindi vi saluto e lascio a lui la parola. Bene, che dire, alla fine è successo che non sono riuscito a riprendere nulla della Hawaii perché appena entrato a Honolulu sono stato fermato dalle forze dell'ordine aeroportuali, il controllo immigrazione. Il problema è che non avevo il visto lavorativo e anche se l'attività che sarei andato a fare era un'attività di tipo volontario, comunque l'alloggio era una specie di remunerazione. Per questo motivo sono stato rispedito indietro. È stato abbastanza scioccante, sono stato chiuso in una stanza per circa 2 ore, mi hanno tolto la possibilità di utilizzare cellulari, mi hanno fatto perquisizioni complete allo zaino, me l'hanno completamente aperto, hanno letto qualunque cosa ci fosse scritto nei miei diari o sui miei biglietti di volo e infine 2 grossi e forzuti omaccioni con tanto di giubbotto antiproiettile e pistola mi hanno accompagnato in aeroporto, mi hanno messo sul primo volo disponibile per il Giappone, si sono assicurati che ci salissi e hanno consegnato il mio passaporto alle hostess in modo che me lo dessero solo una volta terminato il volo. Quindi sono tornato a Osaka e per fortuna ho trovato un alloggio immediatamente, altrimenti rischiavo di venire rispedito addirittura in Italia, perché senza un alloggio, senza dei soldi in contanti,
stare 2 mesi in Giappone comunque non è semplice e quindi è possibile che si venga rigettati anche da qui. L'ho superata, adesso mi trovo in una guest house a Osaka e niente, il prossimo video sarà come sopravviverò a questo mese in cui non ho calcolato assolutamente cosa fare e molto probabilmente viaggerò verso sud per raggiungere l'ostello dove dovrei stare il prossimo mese e vedrò se mi tengono anche questo. Bene, vi saluto.